Ultime ore frenetiche per la nascita del nuovo governo regionale presieduto da Renato Schifani. Sembrava tutto fatto, ma le sorprese non mancano mai. Questa volta è il partito della Meloni, Fratelli d'Italia, che le ha create, rivendicando da Roma due assessori esterni che dovevano entrare a far parte della nuova compagine governativa regionale. I nomi presto fatti. Si trattava di Francesco Scarpinato, secondo dei non eletti a Palermo, dirigente di spicco, e di Elena Pagana, ex parlamentare di cittadinanza attiva, nonché moglie dell'ex assessore Ruggero Razza, delfino dell'attuale ministro Musumeci. Ma anche se le posizioni differenti rimangono, la linea condivisa dei parlamentari di Fratelli d'Italia che si sono riuniti nella giornata di ieri pomeriggio a Palazzo d'Orleans col caldissimo tema dei nomi per la giunta Schifani e quello della fedeltà alle scelte del partito. Nessuna formalizzazione della rottura dunque, soprattutto in questa fase di avvio della legislatura. Il Presidente potrebbe firmare i decreti per l'affidamento già da oggi. In una nota affidata al capogruppo dei Fratelli d'Italia, Luca Cannata, a nome dei 13 deputati e dei due coordinatori regionali del partito della Meloni, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, Fratelli d'Italia ritiene fondamentale dare nell'immediatezza un governo stabile alla regione siciliana, sottolineando la sintonia con le scelte del partito già comunicate al presidente Schifani, confidando che queste scelte saranno comunque le più adeguate a salvaguardare l'unità del centrodestra e l'efficacia delle azioni di governo. Parole che qualche parlamentare di Fratelli d'Italia definisce come aria fritta, altri come le uniche per evitare spaccature. Tradotto, le scelte le fa il governatore tenendo certamente conto delle indicazioni date dai partiti della coalizione, ed è proprio questo il nodo rimasto irrisolto alla fine della riunione dei parlamentari di Fratelli d'Italia. I 4 nomi indicati nella prima fase al presidente della regione siciliana erano quelli di Alessandro Allicò, Elvira Amata, Giusy Savarino e Giorgio Assenza, una quaterna che alcuni esponenti del partito hanno messo in discussione negli ultimi giorni, spingendo affinché in quota Fratelli d'Italia entrassero in giunta, come già detto prima, Francesco Scarpinato, secondo dei non eletti alle regionali, ma dirigente di punta a Palermo, ed Elena Pagana, ex deputata di Attiva Sicilia, non eletta con Fratelli d'Italia alle regionali e moglie dell'ex assessore Ruggero Razza. Ciò contrasta con la posizione espressa e ribadita più volte dal presidente Schifani. In giunta vanno solo assessori deputati, salvo qualche eccezione legata a specifiche competenze, come avvenuto per l'ex dirigente sanitaria Giovanna Volo, per la quale si prospetterà la delega alla salute. Su questa posizione il presidente Schifani non ha mai fatto dietrofront, per cui a questo punto, nonostante le fibrillazioni interne al partito della Meloni, sarà il governatore a sciogliere a brevissimo il nodo. Il presidente Schifani non è disposto infatti ad accettare la proposta di Fratelli d'Italia, che cambierebbe radicalmente l'impostazione della sua giunta, a cui lavora ormai da 2 mesi. Per il resto i giochi sono fatti, riassumiamoli. La Lega entra con Luca Sammartino, a cui va l'agricoltura e sarà dato anche l'incarico di vicepresidente. La sorpresa dell'ultimo minuto è Mimmo Turano, che prende il posto dell'annunciato Vincenzo Figuccia. Turano, ricordiamolo, che è stato già assessore alle attività produttive nell'uscente governo Musumeci. L'MPA avrà l'energia con l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro. Forza Italia ha già in tasca le nomine di Marco Falcone all'economia e di Tamaio alle attività produttive e Giovanna Volo, come già detto, alla sanità. La DC di Cuffaro è pronta a firmare i decreti di nomina di Nuccia Albano alla famiglia e Andrea Messina agli enti locali. Restano per Fratelli d'Italia Alessandro Aricò alle infrastrutture e mobilità, Giusy Savarino al territorio e ambiente, Elvira Amato per l'ambitissimo assessorato al turismo, Giorgio Assenza per l'assessorato ai beni culturali.